Dolore e sgomento a Cavarzere per l'episodio di violenza che ha portato alla morte di un 79enne dopo una rissa per motivi calcistici. Ad ucciderlo non sarebbero però state direttamente le percosse. Presi dalla squadra mobile di Venezia a distanza di un mese, i due rapinatori che hanno messo a segno il colpo alla Gazzera fino a ottobre cercavano obiettivi in tutta Italia. I carabinieri hanno denunciato un 59enne ed un 30enne per aver adibito una motonave al ristorante e smaltito irregolarmente i rifiuti. Operazione a macchia di leopardo dei militari della stazione di Messe nei centri commerciali del veneziano, automobilista trovato con cocaina nel sangue. Come promesso, i lavori per riqualificare la cosiddetta piazzetta della Vergogna in quartiere Pertini a Mestre hanno preso il via, la zona tornerà come nuova. Musica per le nostre montagne, tutto esaurito al Teatro La Fenice, al concerto di raccolta fondi da destinare alla montagna veneta duramente colpita dal maltempo. Sport basket, brutta tegola per l'Umana Reyer che ieri al Taliercio è stata sconfitta da Varese, troppi rimbalzi ed un avvio illusorio, il commento del coach Orogranata. Buonasera dal TG di Venezia. Dolore e sgomento a Cavarzere per l'episodio di violenza che ha portato alla morte di un 79enne in seguito ad una violenta rissa per motivi calcistici. Ad ucciderlo però non sarebbero state direttamente le percosse subite, ma sentiamo i dettagli nel primo servizio. Sarà l'autopsia a chiarire nelle prossime ore se il 79enne Silvano Forza sia morto per un malore o per le percosse ricevute da Guerrino Sambin, 58 anni, di fronte al bar al Pescatore di Cavarzere, dove i due erano soliti incontrarsi per giocare a carte e bere un bicchiere di vino. Da un esame superficiale dei traumi sul corpo del pensionato appare più probabile la prima ipotesi. Tutto lascia pensare che Silvano, da tempo sofferente di cuore, sia rimasto vittima di un malore causato anche dall'agitazione per l'aggressione appena subita. Al momento in cui si è accasciato stava chiamando i carabinieri per chiedere il loro intervento contro il rivale che lo aveva colpito facendolo cadere a terra durante un litigio per futili motivi. Secondo i compaesani che hanno assistito alla scena, Guerrino era pesantemente alterato dall'alcol. In attesa dei risultati dell'autopsia resta indagato a piede libero per omicidio preterintenzionale. Quando cosa dai qua? I miei compagni, se io ho fatto che questi qua. Io avevo 20 persone che lavoravano, 10. No, si stava solo. E ci potevo chiamare i carabinieri, e io qui montare le cose. Io ma volevo chiamare e io sono morto. Al bar al Pescatore i compagni di gioco e di bevute descrivono i due protagonisti della tragedia come persone tranquille, non diverse dagli altri avventori. Silvano è una brava persona, onesta, una persona, posso dire gioco questa qui, basta. Conoscevami, ma come una persona onesta a posto. Guerrino? Sia l'uno sia l'altro. Frequentavano i bar, giocavano a carte. Persone normali, è successo qualcosa che non doveva succedere. Causa, non so, o del pallone o dall'alcol, comunque è successo. Sconvolta la popolazione di Cavarzere, reduce da un altro episodio di violenza, l'omicidio di Mayla Beccarello, uccisa a botte dal marito pochi mesi fa. Qua un po' di tempo qua a Cavarzere che succedono certe cose, una volta era una specie di decisione, adesso la violenza ormai dilaga tutti i giorni. Ed in bilico tra dolore e preoccupazione anche le reazioni del sindaco e del parroco del paese. Sentiamo. In questo caso non ci sono mai le parole giuste e noi naturalmente come comunità siamo vicini alla famiglia e siamo molto tristi per quello che è accaduto. La cosa che più ci fa, anche se pensiamo sia solamente una coincidenza, è che sono successi due fatti di sangue importanti in pochi mesi qua nel territorio. Questo sicuramente ci dà delle grosse perplessità, ci lascia un po' delle titubanze. Il sindaco Henry Tommasi ha chiesto dunque un incontro con i vertici locali dell'Arma dei Carabinieri per fare il punto della situazione, spiega, e capire se ci sono interventi particolari da fare, pur in un quadro piuttosto tranquillo dal punto di vista della criminalità. Abbiamo dei dati, e non sono inventati dal sottoscritto, ma sono indicati dal rapporto che ho ogni periodo, perché ogni tot di mesi faccio una verifica con il comando per capire la situazione
nostra situazione territoriale, non abbiamo una situazione territoriale così problematica, così preoccupante. Dopo che succedono due circostanze così delicate nel giro di qualche mese, devo ripetere, è una questione che desta un po' di preoccupazione. Preoccupazione condivisa anche dal parroco del Duomo, Don Achille De Benetti. Stiamo diventando una società sempre più violenta, riflette amaramente, dove le persone troppo spesso si scagliano le une contro le altre per motivi anche superficiali. Molte volte si arriva alle mani per motivi futili, banali, o perché uno fa un sorpasso, non so, della macchina, non si vuole accettare che abbia fatto, può anche aver sbagliato, ma ecco, proprio reagire è sempre sbagliato. E continuiamo con la cronaca, perché sono stati presi dagli agenti della squadra mobile di Venezia a distanza di un mese i due rapinatori che avevano messo a segno il colpo alla Gazzera a fine ottobre. Cercavano obiettivi in tutta Italia. Parrucca, occhiali da vista, cappello e addirittura un tutore al braccio. Così travisati due palermitani di 39 e 50 anni cercavano di eludere i controlli e mettere a segno le rapine. Avevano adottato dei sistemi per rendere riconoscibile il volto e così per bypassare il sistema di videosorveglianza che di solito vengono utilizzati per fare poi i riconoscimenti facciali dei rapinatori. Partivano da Palermo e giravano l'Italia per cercare gli obiettivi, banche soprattutto. Lo scorso 30 ottobre hanno colpito la filiale della banca di credito cooperativo di Marcon in via Gazzera Alta e, armati di taglierino, si erano fatti consegnare 80.000 euro in contanti. Una cosa anomala, perché 80.000 euro ormai non si trovano praticamente più in banca, perché ci sono i dispenser per cui non riescono mai a trovare grossi quantitativi. Lì hanno avuto la fortuna di entrare nel momento in cui stavano caricando il bancomat, per cui c'era la cassa aperta e sono riusciti a portare via quella ingente somma di denaro. A distanza di poco più di un mese la squadra mobile di Venezia li ha arrestati in provincia di Alessandria mentre tentavano un'altra rapina. Siamo arrivati a loro grazie a un precedente tentativo di rapina che avevano fatto il 19 ottobre a danni dell'Unicredit di Carpi, in provincia di Modena. E grazie ai colleghi appunto del commissariato di Carpi loro erano riusciti a individuare il modello dell'autovettura con cui si erano allontanati, senza rilevare però la targa. Noi, unendo quel particolare che ci hanno fornito i colleghi, siamo riusciti a ritracciare la targa completa qua a Venezia, anche grazie al modello dell'autovettura che era particolare, una Renault Captur con un'edizione speciale. E da lì siamo riusciti a risalire alla macchina, che era un'autovettura a noleggio, noleggiata a Palermo, e dall'autovettura siamo risaliti agli utilizzatori e abbiamo cominciato a seguirli per tutta l'Italia fino a che siamo arrivati appunto ad Alessandria, il giorno in cui stavano per colpire, e li abbiamo bloccati proprio prima che entrassero in banca. I carabinieri di Portogruaro hanno sequestrato un'imbarcazione da 2 anni adibita a ristorante. San Lunardo Barca e Cucina, così recita il claim usato per promuovere l'attività per nulla nascosta che si svolgeva da almeno un paio d'anni sul fiume Lemene a Portogruaro. Ma la ristorazione su quella motonave non era autorizzata e così i carabinieri del nucleo natanti del Comando Provinciale di Venezia e della Compagnia di Portogruaro l'hanno bloccata. I militari hanno deferito in stato di libertà un italiano di 59 anni ed uno di 30 anni, rispettivamente proprietario ed armatore della nave, che avrebbero in concorso tra loro e in assenza di qualsivoglia permesso a costruire o di autorizzazione paesaggistica trasformato l'unità in ristorante e smaltito irregolarmente rifiuti prodotti nell'attività di impresa sia nel fiume Lemene che tra i rifiuti solidi urbani. 30 metri di lunghezza per 6 di larghezza, la San Lunardo offriva la possibilità di mangiare, prendere un aperitivo o rilassarsi al sole. Ora i titolari dovranno spiegare al magistrato il motivo dell'assenza dell'autorizzazione a svolgere l'attività di ristorazione. L'attività svolta dai carabinieri del nucleo natanti, è nota il Comando Provinciale dell'Arma di Venezia, al pari di quella di contrasto al fenomeno della pesca abusiva, si inquadra nell'ambito di quei servizi predisposti a tutela dell'ambiente e del territorio. Pubblicità, ora linea alla regia, ci rivediamo tra pochissimo ancora con cronaca dal veneziano.
E rieccoci in studio con l'edizione veneziana dei TG di Antenna 3, ancora cronaca con il risultato dei controlli straordinari predisposti dai carabinieri per il Ponte dell'Immacolata. Avevano deciso di fare spese e regali per il prossimo Natale scordandosi di passare a pagare la cassa. Guai per 4 ladruncoli, 3 italiani, un cittadino di nazionalità albanese, tutti della terraferma veneziana, denunciati per furto dai carabinieri che lo scorso weekend hanno intensificato i servizi di controllo nelle zone più calde della città, specie quelli a ridosso delle zone commerciali. Ad essere presi di mira sono stati i centri commerciali di Marconna e di Marghera. I 4 sono stati notati dal personale della sicurezza e bloccati dalla pattuglia dei carabinieri che stava eseguendo un servizio in zona. La merce è stata recuperata e restituita ai negozi per la rimessa in vendita. Durante l'attività dei militari una persona è stata denunciata per detenzione di una pistola artigianale ad avancarica. Uno spacciatore è stato sorpreso in via Piave con 6 grammi di cocaina già suddivisi e pronti alla cessione. 2 sono gli utenti della strada controllati e pizzicati alla guida dell'autovettura in condizioni irregolari, ovvero dopo aver abusato di alcol in un caso, nell'altro per aver assunto anche cocaina e metadone. Sono infine 2 le persone segnalate al prefetto come consumatori di stupefacente perché sorpresi con modiche quantità di droga, in particolare marijuana. Non ha saputo fornire spiegazioni al personale di sicurezza un 69enne di Treviso sorpreso con una pistola e 5 proiettili nella valigia all'aeroporto Marco Polo di Venezia. L'anziano ha spiegato di essere convinto di averla smarrita, di non essersi accorto che fosse finita proprio all'interno della valigia prima della partenza. L'arma, disattivata dal personale dei tiratori scelti dello scalo e sequestrata, era detenuta legalmente dall'uomo, poi denunciato in stato di libertà per il reato di omessa denuncia di trasporto d'arma da fuoco, accertamenti in corso sulla questione da parte degli investigatori della Polizia di Frontiera. A Mestre, ora al quartiere Pertini, al via i lavori per la riqualificazione dell'area. Come promesso, i lavori per riqualificare la cosiddetta piazzetta della Vergogna in quartiere Pertini a Mestre hanno preso il via. La zona tornerà come nuova in pochi mesi. Finalmente iniziamo i lavori che erano stati preventivati, ma è stata una dura lotta, ma il Comune finalmente ha ripreso in mano questo quartiere e sembra che le cose stiano migliorando. 90.000 euro dei 120 stanziati mesi fa dalla Giunta Comunale per risistemare il Pertini, anche grazie alle battaglie dei residenti, stanchi di vivere nel degrado. Noi ci mettiamo dal nostro, il comitato di quartiere è molto forte, c'è il controllo di vicinato, c'è l'Auser, c'è il volontariato, è un mondo che si è attivato per migliorare le condizioni e del quartiere e di chi lo abita. Entro 3-4 mesi la situazione sarà definitiva e quindi saranno realizzate tutte le opere della piazzetta. In primavera dunque la piazzetta della Vergogna tornerà come nuova, ma non solo. Avremo anche un altro obiettivo da raggiungere, che è a 3/4, che è la costruzione di un campetto da calcio a 5 per i nostri giovani, i quali lo attendono da un bel po'. E quindi questa primavera avremo e la piazzetta a posto e l'inizio dei lavori del campetto da calcio a 5. Concerto di solidarietà sabato sera al Teatro La Fenice di Venezia, solidarietà nei confronti della montagna veneta devastata dal maltempo. Musica per le nostre montagne, tutto esaurito al Teatro La Fenice, al concerto per raccogliere fondi da destinare alla montagna veneta in ginocchio dopo la devastante ondata di maltempo di fine ottobre e inizio novembre. Presente anche la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati.
qui c'è il cuore pulsante di un Veneto molto generoso, e questa che ha risposto immediatamente con tempestività all'appello di chi è stato drammaticamente colpito, e si fa qui in una città, Venezia, che è una città simbolo della cultura, e si fa in un teatro, la Fenice, che è simbolo della rinascita. Ed il fatto che i veneti abbiano reagito e si stiano rialzando con dignità da questa tragedia, ha continuato la Presidente del Senato, non può essere mai un alibi per lo Stato. Occorre soccorrere il Veneto con i fatti. Come istituzione io lo sto facendo, nel senso che ho già destinato un contributo come Presidente del Senato per questa emergenza, e allora inviterei tutte le istituzioni a mettersi al fianco di un Veneto forte, tenace, che sta dimostrando molto, che stasera c'è tutto, c'è qui, perché è una questione che riguarda le istituzioni sì, ma riguarda l'Italia intera. Un minuto di silenzio chiesto dal sindaco di Venezia Brugnaro sul palco, assieme ad una rappresentanza dei primi cittadini del Bellunese. A nome di tutti il sindaco di Auronzo, Tatiana Pais Becker, ha espresso la gratitudine delle comunità dolomitiche. Grande solidarietà alla montagna veneta, e non solo da Venezia, visto che al Bellunese è arrivato anche il messaggio di vicinanza di The Hedge, mitico chitarrista degli U2. Insieme possiamo diffondere consapevolezza sugli effetti dei cambiamenti climatici, ha scritto il musicista in una lettera al sindaco. Sport basket, brutta tegola ieri sera per la Reyer, che al Taliercio è stata sconfitta da Varese. Il Reyer Day mette in scena lo scontro fra i boys Oro Granata e la Pallacanestro Varese, ma l'avvio agile di Venezia è illusorio, e dopo aver dominato un primo parziale il prosegue di segno opposto. Sembrava che la pausa ci avesse giovato per l'illusorio inizio e impatto che abbiamo avuto sulla partita, che è stato un ottimo impatto con tante conclusioni aperte e facili, però poi credo che Varese meritatamente ha portato a casa questa partita, perché ha mostrato un'aggressività per i restanti 30 minuti certamente diversa dalla nostra. E così i lombardi, terzi a 4 lunghezze dei veneziani, provano a sfruttare il momento positivo. De Raffaele, che durante la sosta per la nazionale ha visto svuotarsi l'infermeria, punta sul rientrante Mazzola e tiene a riposo Washington. L'obiettivo dichiarato è vincere per non perdere il contatto con Milano dopo lo scontro diretto perso fra le mura amiche. Ma mentre Milano ha vita facile su Cantù, la Reyer si spegne progressivamente, lasciando a Varese spazio sufficiente per rientrare e creare un margine di relativa sicurezza, messa in pericolo solo nel finale. Noi abbiamo concesso secondo me innanzitutto troppi rimbalzi, ma soprattutto ci siamo basati molto sul fatto di aver segnato questi primi canestri, continuando a tirare, anche se abbiamo preso tanti tiri aperti senza essere contrastati. Venezia nel primo parziale sfrutta tutto il potenziale di Stone, ma poi cede a Varese, che prima timidamente e poi con convinzione imposta un gioco di squadra fatto di velocità, pressing sul portatore di palla e talento. Dobbiamo cancellare subito, fare tesoro di quello che è stata questa partita, perché dopodomani ci aspetta, dobbiamo andare a Salonico, che è una partita molto dura, molto difficile, cercare di recuperare certamente qualcuno che, come si è visto, non era totalmente presente, e pensare alla prossima partita, analizzando naturalmente quello che è stato fatto di non buono stasera, e certamente alcune cose ci sono. Subito dopo i TG torna 20:10, si parlerà questa sera della TAV, del contrasto imprenditori-governo, e poi in prima serata dalle 21:15 torna Ring, l'ultimatum di Salvini dopo la manifestazione leghista a Roma. Che succede? Il contratto di governo tiene? La sfida con l'Europa che manovra porterà mentre gli imprenditori proseguono nella loro sfida di piazza? In studio Gianluca Turci della Tribal Service per parlare di grandi eventi e di sicurezza, come purtroppo dopo quanto accaduto nell'Anconetano, e poi ancora Giacomo Vendrame della CGIL di Treviso, Graziano Azzalin del PD, Gian Antonio Darè della Lega e Simone Scarabella del Movimento 5 Stelle. È tutto, grazie per l'attenzione, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, arrivederci.
ben ritrovati al meteo. Bel tempo sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di martedì 11 dicembre. Sul Veneto sarà una giornata all'insegna del bel tempo, asciutto e stabile ovunque. Sarà soleggiato su tutti i settori. Sulla nostra regione infatti il cielo si presenterà in prevalenza sereno o al massimo con poche nubi sparse. Non sono attese precipitazioni. Temperature in lieve calo, con minime comprese tra -2 e 1 grado. Massime oscillanti invece tra 5 e 10 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Sarà una giornata all'insegna di un tempo asciutto e stabile. Sulla nostra regione non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Ampio soleggiamento dunque un po' su tutti i settori, tuttavia con qualche innocuo addensamento. Temperature in diminuzione, minime tra lo 0 e 1 grado. Valori massimi compresi invece tra 7 e 9 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Tempo asciutto anche sulla nostra regione, non mancherà il sole, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Qualche nube in più a partire dal pomeriggio, anche con locali nevicate sui settori di confine. Temperature minime tra -1 e 0 gradi. Valori massimi compresi invece tra 5 e 6 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.